TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Sono assolutamente d'accordo con le indicazioni arrivate dal prefetto Darko Pellos. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti legislativi e amministrativi per combattere questo fenomeno, usare tutte le frecce che abbiamo nella faretra. Lo dichiara oggi il presidente della regione del Veneto, tornando sulla dibattuta questione dei borseggi a Venezia, culminata con la notizia che un borseggiatore bloccato da un cittadino lo ha denunciato. Una vicenda inaccettabile, aggiunge Zaia, resa però possibile proprio dalla situazione che il prefetto Pello si indica con la consueta lucidità. Se il legislatore darà ascolto a chi come Pellos e le forze dell'ordine vivono quotidianamente queste situazioni sul campo, il presidio nel territorio c'è. Gli interventi in flagrante dei tutori dell'ordine sono sempre frequenti. I semplici cittadini hanno iniziato a collaborare attivamente, bloccando a loro volta i delinquenti e chiamando immediatamente polizia, carabinieri o polizia municipale. Ora, conclude Zaia, manca una risposta legislativa che sia effettivamente deterrente. Forse ci sono stati recenti significativi progressi garantiti dal governo. Cambiamo argomento. Ho convocato oggi un incontro tecnico con ANAS per fare il punto sulla messa in sicurezza della strada statale 309 Romea, una delle strade con il più alto tasso di incidentalità in Italia e in Europa. ANAS ha presentato i tecnici incaricati della progettazione finalizzata alla definizione di un tracciato invariante all'attuale Romea, che comprende anche lo studio di un collegamento con la strada statale 434 Transpolesana. Con questo ulteriore step prosegue il percorso di coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei portatori di interesse, con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa per potenziare la sicurezza, la funzionalità e la sostenibilità del principale asse viario che collega il Veneto all'Emilia-Romagna e all'arresto della dorsale adriatica. Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, oggi a Venezia in occasione del tavolo di coordinamento sulla statale Romea e la strada statale 434 Transpolesana. Voltiamo pagina. Nell'ambito di una visita pastorale, oggi il vescovo della diocesi Concordia Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, ha incontrato personale ed agenti dell'ospedale di Portogruaro. Dopo un breve saluto iniziale, il vescovo e il direttore generale dell'ULSS 4 si sono recati al quinto piano per la visita ai reparti di pediatria e ostetricia e ginecologia, dirette rispettivamente dalla dottoressa Antonella Tonetto e dal dottor Gianluca Babbo, che hanno visitato e accompagnato l'ospite in varie stanze di degenza per salutare i piccoli ospiti e i loro genitori. Successivamente Pellegrini e Filippi si sono recati nell'unità di medicina, in questo caso accolti dal direttore di unità, dottor Mauro Scanferlato, che li ha accompagnati a sua volta a salutare i degenti, piacevolmente stupiti di poter incontrare il prelato in quel contesto. La visita di Monsignor Pellegrini si è poi conclusa con una Santa Messa celebrata nella chiesa di San Giovanni, adiacente all'ospedale vecchio di Portogruaro, a cui hanno partecipato anche i sindaci del territorio portogruarese. E il prossimo 16 settembre il Comune di Venezia pubblicherà il bando di concorso di edilizia residenziale pubblica ERP anno 2025, valido per l'assegnazione di 250 alloggi, che si renderanno disponibili nel periodo di validità della graduatoria, localizzati a Venezia, centro storico ed isole e nella terraferma veneziana. L'obiettivo è quello di incrementare ed estendere l'offerta pubblica abitativa, andando incontro alle esigenze dei nuclei familiari e in generale dei cittadini che si trovano in particolari difficoltà, mettendo a disposizione tutte le risorse abitative disponibili o che si renderanno disponibili al fine di recuperare una parte consistente degli alloggi comunali. Le informazioni sul bando potranno essere richieste a partire da domani, martedì 9 settembre, utilizzando il numero telefonico DIME 041 041 dalle ore 9 alle 17. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.